Allora, ritorniamo qui, vorrei dare anche un cenno per capire com'è la situazione ai saldi. Sono ormai incominciati, ma saldi un po' in generale, perché vorrei anche coinvolgere il nostro ristoratore, oltre che ovviamente per la provincia di Rovigo, per capire se stanno muovendo un po' la situazione economica, se ci sono quindi dei segnali effettivi. Ma diciamo che rispetto ad anni passati non va bene, è andata un po' meno peggio, però comunque crea un po' di movimento. Ecco, interessante rendersi conto che il cliente di un negozio spesso è un cliente diverso da quello abituale, quindi vuol dire che il cliente si muove, approfitta del periodo di saldi per andare a scoprire altre opportunità. Poi non si compra più come prima, si comprano prodotti diversi, per esempio gli accessori stanno andando di meno e l'abbigliamento di più. Cose più necessarie. Ecco, ma credo che il Presidente Grandi, che viene proprio da quel settore, da e poi ci sono delle critiche anche sui furbetti che ricominciano prima, probabilmente lo riformuleremo questo, vedremo di chiedere alla Regione di cambiare regole, ma la Presidente è quello che noi più... auspichiamo fondamentalmente proprio come operatori di Federmoda sarebbe quello di tornare alla vecchia regola, uguale per tutti, quindi che sia dall'Alpi alle Piramidi, per tutta l'Italia intera, di avere delle date fisse, una calendarizzazione che sia come era, diciamo 20 anni fa, quindi parliamo a fine febbraio, che i saldi comincino veri e reali a fine febbraio. Questa è la richiesta che noi abbiamo dai nostri soci. Che poi, se parliamo anche dalla parte del consumatore, sarebbe più corretto anche per il consumatore vero e proprio, perché entrare in questa bagarre in cui lo stesso prodotto oggigiorno si può nella provincia di Ferrara acquistarlo in vendita promozionale anche nel mese di dicembre, da noi non si può fare, almeno che non ci siano quei famosi furbetti di cui parlava il dottor Sommariva, che fanno la svendita per rinnovo locale ma poi non rinnovano nulla, a discapito del collega del negozio vicino che è stato corretto. Un risultato positivo che noi abbiamo riscontrato proprio all'inizio dei saldi, e a me personalmente ha fatto molto piacere, facendo parte ancora della categoria Federmoda, è il fatto che i nostri soci hanno rilevato che proprio coloro i quali erano stati i più corretti e quindi non avevano fatto la promozionale velata da chissà che invenzione che ogni tanto se ne fuoriescono, proprio coloro i quali erano stati onesti con il cliente hanno avuto risultati migliori. E quindi è vero, hanno avuto clienti nuovi, ma hanno avuto anche il cliente fedele, che è andato nei primi giorni dei saldi, ha apprezzato il fatto di vedere una scontistica che non sia quella fallace del 50%, perché diciamocelo, il negozio di abbigliamento vero e proprio non ti farà mai all'inizio dei saldi il 50% su merce di quell'anno. Ti farà il 20 o il 30, perché non abbiamo nemmeno noi il gap di guadagno di poterlo fare il 50%. Però è vero, però in tanti negozi di vario genere e non cinesi, normali, alla fine il 20% te lo fanno sempre. Se tu vai là chiedi uno sconto del 20% te lo fanno, per cui quando vai in saldo dici beh non mi fai il 20-30 perché io non lo compro, aspetto, infatti dopo vedi che arriva il 50%. Sì, dipende sempre dal tipo di merceologia, se noi parliamo di firme di un certo livello, quindi chi fa... Bisogna sempre ma la firma è sempre qualcosa di... Lasciamo stare le firme, perché hai capito la firma... Allora, una persona che eticamente vuole avere un certo principio, la firma mai la cantona perché sa quello che c'è dietro, sfruttamento di manodopera, cinesi, mafia, è uno schifo, bisogna cambiare mentalità, e dice voglio il capo buono eccetera. Il capo buono che magari ha anche un certo valore eccetera, il 20%, il 15% lo ottieni in un negozio perché sappiamo i margini. Io ho miei amici che hanno negozi, so i margini che hanno di fatto, per cui ti aspetti il 40%. Ti aspetti questo, il 20 è pochino, però allora, il 20 vedi, allora, vedi, secondo me ha ragione, perché forza, o torniamo allo spirito dell'evento, cioè i ma non ci sono più soldi in giro per fare come una volta. Si fanno, cioè, o pensiamo che il commercio nei centri urbani e nei centri storici, perché di questo stiamo parlando, ragiona come se fosse un'attrattività turistica, per cui fa muovere le persone che vengono da lontano, o se no non riusciremo a venire fuori niente, perché diluito così... non fa... No, ma non sto parlando di identità, dico se si fa per un mese, in quel mese si
programmano bene le cose, si fanno solo, diciamo, sconti reali, anche su quelle che tu chiami firme e che guardi con sospetto. Questa è una comunicazione che puoi buttare anche all'estero, cioè uno straniero dalla Germania e dall'Austria, adesso con le 3 corsie, ma viene facilmente in Veneto a fare le spese. Se poi abbini anche momenti ludici, magari la cucina si adegua. Allora abbiamo tentato di farlo come Confcommercio nazionale e l'abbiamo quasi fatto a Firenze sulle grandi firme. E abbiamo fatto la promozione a New York. Ed è andata benissimo. Poi, al solito, quando si fanno queste cose ci vogliono le persone, le gambe, le teste delle persone che devono rimanere lì. Assolutamente. Ma questo è... Io non voglio interrompere, il tempo vola. Passare la parola anche a lei, perché a proposito di promozione, lo tiro fuori perché giustamente va a fagiolo. Quindi il periodo dei saldi, il periodo di San Valentino, Verona, abbiamo un ristoratore importantissimo su Verona, Slow Food, Presidio Slow Food, non l'abbiamo detto, mannaggia. Quindi al Bersagliere Presidio Slow Food, e abbiamo Romeo e Juliette by Colli Vicentini, che sono 2 bottiglie bellissime con un packaging del tutto innovativo. Adesso qui non le giro perché sennò altrimenti mi cadono. Comunque sono 2 bottiglie di vino. Ci dica 2 parole su questo, che contribuisce a valorizzare il centro veronese anche sotto altri profili. Ah sì, noi ci siamo inventati di fare delle cose nuove a Verona, abbiamo sfruttato il nome di Giulietta Romeo, infatti adesso abbiamo Verona in Love, perciò vi aspetto tutti fra l'altro a Verona, perché 13, 14, 15 avremo una grande kermesse a Verona per questo, Giulietta. Noi abbiamo pensato di fare, sì, assolutamente, tutto quello che fa spettacolo, fa movimento, perciò lavorano tutti. Noi dobbiamo lavorare qui, ma dobbiamo farlo noi. Perché anche il nostro sindaco ci ha detto: signori, non ci dà soldi più nessuno, perciò vi dovete arrangiare. Ci siamo arrangiati, abbiamo trovato le soluzioni per rifarlo. Questo è l'8º anno che si fa, perciò si fa bene, e da lì ancora 4 anni fa è nato il progetto del cioccolatino di Giulietta Romeo, che si chiama proprio Promessa d'amore, giuro, che sta per Giulietta Romeo, promessa d'amore. Oltre i baci perugini. Noi abbiamo fatto proprio quello di Verona, bravissimo. Quello di Verona, ma non solo, abbiamo presentato a Düsseldorf e a Bordeaux e anche al Viniteri i primi 2 vini, uno è un prosecco, perché zona allargata. Perciò siamo arrivati fino a Vicenza, sempre Veneto, un prosecco DOC, che quello è il Romeo, e dopo abbiamo fatto un rosé, sempre spumante, fatto ottimo che rosé, io li ho assaggiati al Vinita, li posso dire. Questo mi fa piacere. Sono i vini dell'amore, questi sono i vini dell'amore, e che ci portano un po' di ottimismo, perché noi continuiamo a parlare, trovi qualcuno, ti dice insomma, ma signori, ma ci ricordiamo 40 anni fa com'era? Forse era peggio. Dopo noi siamo molto forti come veneti, perché nel 50 avevamo il tasso più grande di emigrazione e adesso siamo tra le prime regioni d'Italia, mi pare. Come turismo siamo la prima regione d'Italia. E invece ma siamo bene anche come produzione. Come produzione siamo i secondi. Lombardia e Veneto, il Lombardo-Veneto. Ma effettivamente il nostro Franz non aveva, il nostro Cecco Beppe non aveva torto. Se noi facessimo il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l'Austria, noi diventeremo anche in Svizzera. La compriamo la Svizzera. È un volo pindarico. Questo è solamente ma comunque da valorizzare. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, quindi vi ringraziamo di essere stati qui con noi. Sempre molto vivace l'appuntamento con Confcommercio, abbiamo visto diversi spunti. Bellissima anche l'idea di valorizzare sempre più una città che alcuni riscoprono sotto una veste diversa, per cui gli eventi, un packaging, un'immagine provocatoria, eccetera. Del discorso dei saldi non si finirà mai di parlare, perché poi da una parte c'è chi li tirerebbe prima di Natale, dall'altra chi li vorrebbe a fine stagione, alla fine secondo me. E poi diamo credito al credito. E poi diamo credito al credito. Ma di questo dovremo parlare ancora, perché è importante tornare su questo argomento. Noi ci vediamo tra 15 giorni, naturalmente con un'altra ricetta favolosa, un'altra provincia da scoprire e altri ospiti da incontrare. Grazie ancora, arrivederci, buon proseguimento. Arrivederci.